La nascita della flotta sarda ha una data e un'ora precisa. Il 15 giugno alle 23 partirà da Civitavecchia la volta di Golfo Aranci, dove arriverà 6 ore dopo la prima motonave della Saremar. La risposta vestita a 4 mori all'indiscriminato e ora sotto esame dell'Authority aumento delle tariffe sulle tratte della Sardegna da parte delle compagnie di navigazione. Il 20 giugno sarà la volta della Porto Torres Vado Ligure, durata 11 ore. Ma non è tutto, perché sono allo studio anche una Cagliari Civitavecchia e una Olbia Livorno, particolarmente dedicata quest'ultima al trasporto merci. Concorrenziali le tariffe. Sulla Civitavecchia Golfo Aranci un posto ponte costerà 21 euro, tariffa definitiva, comprensiva di tutto, 34 la poltrona di prima classe, 40 euro il posto in cabina interna, 45 quella esterna. Tariffa unica per residenti e non residenti, inferiore di almeno il 50% di quelle praticate dalle compagnie, prenotazioni possibili dalle 12 di domani. 2 le navi che sono state noleggiate, entrambe nuovissime, appena 2 anni di vita, sono state rivestite di Sardegna e ribattezzate. Una si chiamerà Dimonios e l'altra Scinto, in onore di un eroe della Brigata Sassari. Nella follata conferenza stampa a Villa Devoto il governatore Cappellacci ha presentato con orgoglio l'iniziativa, ma non ha chiuso la porta al dialogo. Adesso l'auspicio è che quel tavolo che abbiamo costituito a primi di marzo, che non ha portato un risultato, forse non c'è stata, come dire, grande attenzione verso quel tavolo, possa essere ricostituito, possa tornare ad essere operativo e che lì si possa affrontare il tema del trasporto marittimo in senso più generale e ampio, quindi pensando al sistema strutturato. Le navi potranno trasportare 836 passeggeri, 432 dei quali in cabine con bagno e tra le 250 e 300 auto. La flotta Saremar porterà il marchio Sardegna anche all'interno, scritte e menù nei ristoranti anche in lingua, cabine con il nome di città e paesi sardi, personale non marittimo rigorosamente isolano.